Scatman's World. Vai del Gran Premio di Jerez, Spagna, voglio il podio dopo le prime due gare ad Austin e Qatar. Vai ragazzi, andiamo ragazzi, Marchetto Marquez deve veramente dominare. Attenzione, mamma mia, subito rischio per Marquez. Le prime curve, lo sappiamo, sono molto pericolose qua in Spagna. Beh ragazzi, è grandissimo. Ricordiamo che siamo a livello difficile ragazzi, quindi non livello massimo. E il nostro obiettivo è quello di cazzeggiare e aspettare sto PC nuovo che teoricamente martedì dovrebbe essere montato e pronto. Speriamo. Siamo 13esimi ragazzi, 13esimo posto per il talentissimo veneziano. Anche se in realtà è Marquez, quindi è il talentissimo spagnolo. Oh, Barbara Berlusconi, eccola qua la piccola Barbarella. Mamma mia, non sbagliare come do not sbagliare in un inglese sempre più puro. Ah, per lo spritz e patatone Iannone. Patatone Iannone. Già Nicolino Heidi, Nicolino Heidi. Vai come, tira fuori il massimo. Che voglio portare Marquez alla vittoria. O comunque almeno un podio, intanto ho perso proprio la mano a MotoGP, porca troia. Comunque ho visto anche video di altri youtubers e comunque per PC è stato criticato da tutti. A sto punto bisogna pensare veramente che il mio PC sul processore, il processore che ormai è finito, poveretto, è quello che porta il gioco a far tanta fatica. Però è clamoroso un gioco come MotoGP con una grafica di merda, perché comunque rispetto ad altri giochi una grafica di merda che mi ha tutti questi problemi, cioè vuol dire che l'hanno proprio ottimizzato con il culo, eh. Nono posto comunque per il Marquez, cioè veniami sempre a dire il cume. Non vedo l'ora di cominciare la stagione con MotoGP 14, comprare un gioco per non poterlo giocare non è il massimo. Attenzione, errore qua per Veneziano. Non stiamo andando benissimo purtroppo, eccola là l'errore che non devi fare. Nono posto, siamo in difficoltà ragazzi, nono posto e siamo anche in difficoltà. Non riusciamo a recuperare sui primi purtroppo. Sono proprio fuori allenamento. Madonna che disastro. Prendo proprio le curve male, non c'è niente da fare. Non ho più il ritmo come indiano. No, c'ho... Madonna, quanti errori, Beppe. Non è che ci stiamo avvicinando, però ci stiamo avvicinando. Siamo vicinissimi a Nicolino Heidi adesso. Siamo vicinissimi ad Heidi. True laps. Dai che piano piano ce lo prendiamo, giro record di Lorenzo il Magnifico, record del Magnifico. Dai che possiamo e dobbiamo avvicinarci, dai. Questa curva la sto sbagliando tutte le volte. Mamma mia, che disastro. Devo anche un po' rischiare se devo... Madonna santa, che schifo! Che schifo, raga, che schifo, raga. Dai che possiamo recuperare, Beppe. Ancora errori. Mamma mia, siamo anche fortunati, cazzo. La gomma è già finita, molto bene. Non riusciamo a guidare in maniera pulita e neanche veloce, oltretutto, né pulita né veloce. Proprio
Super disaster, super disaster in questo inizio di stagione con Marchetto Marquez. Siamo in rimonta, adesso non posso più permettermi di sbagliare. Nono posto, ma molto molto indietro dagli altri. Dai, com'è? Possiamo recuperare. Ho il tempo per recuperare. Nella moto tutto è possibile, in un giro può cambiare tutto. Però crediamoci, Beppe, crediamoci. Dai. Mamma mia, che rischi dei raponi di Marquez, dei raponi di Marchetto Marquez. Ancora duello tra Hayden e Bautista l'autista. Nicolino Heidi e l'autista. Dai, come spinge al massimo, dai. Possiamo guadagnare qualche punto in più. Qua ho rischiato tantissimo. La gomma già non c'è più, molto bene. Nicolino Heidi superato però. Ancora Heidi contro sorpasso di Nicolino. Adesso c'è l'autista da superare. Bautista l'autista. Nicolino torna da... Sì, però che do coglioni. Cerchiamo di superare l'autista per cortesia. Ho bisogno di fare più punti possibile, dai. No, questa curva la prendo sempre di merda. La cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Bravo Kuma, settimo posto. Settimo posto per Marquez, ma le dura. Adesso c'è il vizioso. C'è vizioso adesso. Non è che posso recuperare altre posizioni. Dai che ho il tempo di recuperarne altre. Mamma mia, altro rischio. La sto rischiando un po' troppo, Beppe. La gomma posteriore non c'è più come al solito, boh. Dobbiamo rischiare il tutto per tutto anche se la gomma è finita, non me ne frega niente. Non mi interessa. Che vizioso nel mirino. Ma sono veramente fuori allenamento in maniera devastante. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Veramente one disaster. Sono proprio lento, sono nelle curve. Dai, no, almeno Brad Pitt è vizioso, dai cazzo. Che anche qualche punto in più in queste prime gare che non sono mai state il mio forte le prime gare. Per poi fare la grande rimonta nella parte centrale della stagione, la parte comandiera. La classica e pura parte comandiera. Un po' di rischi qua per il comandone. No!
Mamma mia che rischium, che rischium. Ok, siamo al final lap. Siamo al final lap e siamo settimi, niente da fare, niente da fare. Non stiamo guidando benissimo purtroppo. Mamma sgombatona ancora. Non riesco a come si dice, avere il punto di rischio, nel senso se faccio la gara ma la curva senza rischiare il giusto. Non ho proprio i tempi. E vado a perdere un'altra posizione. E vabbè, ormai le gomme sono finite. Però dai, cioè, io non lo so. Non capisco questa usura delle gomme così clamorosa, però non me la ricordavo onestamente così. E anche l'autista ci supera. Gara sottotono di Marquez. Attenzione anche Nicolino Heidi, rischi, mamma mia che rischio. Mamma mia, Heidi ancora vicinissimo al sorpasso, meno male. Ragazzi, settimo posto. Ma ottavo posto, scusate, male. Male, attenzione no. Ottavo posto, la strada è in salita, ragazzi, è molto molto in salita. Vediamo la classifica che saremo molto molto indietro, fioi. Vediamo. Siamo settimi a meno 43 da Pedrosa. Mamma mia, la strada è in salita. Raga, sono il Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.